Ciao, oggi ti voglio proporre degli esercizi specifici e mirati per combattere la cellulite. È un problema che coinvolge e affligge la maggior parte delle donne. Inizieremo proprio dal piede come zona di ristagno dei liquidi. Infatti dobbiamo sapere che gli arti inferiori non sono muniti di una propria pompa pulsante come per esempio la pompa cardiaca. Tuttavia il piede ha due strutture importanti che permettono il ritorno venoso e linfatico dalla periferia verso il centro. La prima di queste strutture è la soletta venosa di Léjar. È una soletta posizionata sotto il piede ed è costituita da tanti piccoli capillari, però non c'è tanto sangue. Comunque la pressione su questa soletta determina un primo ritorno linfovenoso dalla periferia verso il centro. L'altra struttura molto importante è posizionata in profondità nel piede, al cui interno ci passano due vene importanti per il ritorno venoso e linfatico, che è quella tibiale anteriore e la tibiale posteriore. E la spremitura di queste vene determina proprio un importante ritorno venoso e linfatico attraverso movimenti meccanici del piede, attraverso una deambulazione significativa, attraverso anche esercizi appropriati. È importante sempre la postura ed sono fondamentali dei buoni appoggi plantari. La respirazione è altrettanto fondamentale per contribuire e aiutare il nostro circolo venoso e linfatico. Non ci resta che assieme andare a fare questi esercizi e a provarli, e così da dare finalmente un calcio alla cellulite. Per eseguire gli esercizi che adesso ti voglio proporre ci serve una pallina. Io per esempio mi trovo bene con questa in silicone perché è abbastanza morbida. Questa è di spugna. Se è la prima volta che usi i tuoi piedi, lavori i tuoi piedi, forse come inizio può andare bene una pallina morbida come questa. Poi man mano che progredisci con gli esercizi puoi passare a palline più dure e più rigide. Allora, ci posizioniamo in piedi e iniziamo con questo esercizio. Il piede destro avanti, il piede sinistro dietro in allineamento. Inizia a rullare avanti e indietro in questo modo, ad ascoltare come sono i tuoi appoggi plantari. Per esempio se ti senti in equilibrio, se ti senti bene in estensione. Devi rullare il tuo peso dal tallone, l'arco plantare verso il metatarso, con le dita distese, lunghe, che si agganciano al pavimento. Mentre fai questo, inizia anche con una respirazione profonda. Quando ti spingi su, questo inspiri e poi fuori l'aria. Inspiri e poi fuori l'aria. Ancora due volte, in ed esp. Ultima volta, inspiri, fuori l'aria. Cambio. Adesso andiamo ad ascoltare questo altro lato e vediamo se lavorano allo stesso modo, se ti senti precisa. Per cui di nuovo rullo sul piede dal tallone al metatarso fino alle dita. Le dita premono, sono come delle ventose. Durante questi esercizi le dita sono distese, non arricciate, per cui cerca di tenerle piatte e lunghe. Partiamo con la respirazione. Inspiri, quando sali, fuori l'aria e scendi. Inspiri e là. Ancora. Ancora una volta. Ok, bene, abbiamo riscaldato il piede e siamo andati ad agire e a premere su tutte le volte del nostro piede, sulle volte plantari. Adesso prendi il bordo del materassino, se non hai il materassino anche un asciugamano, puoi creare un piccolo spessore, e andiamo a fare questo passo, il passo della formica. Un piede di seguito l'altro, metà piede sta sul materassino, l'altra metà a contatto con il pavimento. È un esercizio che ti mette in un leggero disequilibrio, ok? E il disequilibrio ci piace perché per mantenere gli allineamenti tutti i tuoi
lavorare in sinergia per mantenere una corretta estensione. Per cui continua in questo modo, così, oplala, e ancora. Ok, adesso facciamo lo stesso esercizio andando indietro. Non è facile, dobbiamo sempre mantenere il piede un po' dentro e un po' fuori. Eccolo qua, così. Vai, continuiamo. Se non hai il materassino ma un asciugamano, ok, vai avanti e indietro. Ancora, continua, dai che quasi ci siamo. Continua a schiacciare bene il tallone, a spalmare il piede un po' sopra e un po' sotto. Ok, adesso prendiamo la pallina, io userò questa in silicone, e andiamo a massaggiare il piede. Prima in questo modo, sulle dita dei piedi, a destra e a sinistra. Il tallone preme leggermente sul pavimento e crea una pressione così da interessare tutte le dita dei piedi. Poi vai verso il centro, verso l'archetto plantare e fai delle pressioni. Adesso sposta la pallina verso il tallone, così, in questo modo, e continui a fare delle pressioni. Le pressioni adesso sul bordo laterale del piede, così, di taglio. E poi verso l'interno, in questo modo. Ecco, sentirai già il piede che si scalda. Andiamo a premere bene la soletta. Ok, vai, circonduzioni. E adesso cambiamo piede. Di nuovo abbiamo detto le dita in questo modo, di lato, a destra e a sinistra. Così. Avanti e indietro, passando per l'arco plantare, fino a schiacciare il tallone. Sul bordo laterale, internamente. Ok, adesso proviamo a fare adesso circonduzione. Adesso riprendiamo l'esercizio iniziale, la rullata del piede, il piede destro avanti e il sinistro dietro, e ripetiamo salendo su, inspiri quando sali e ridiscendi. E prova a sentire se percepisci delle differenze tra l'inizio e adesso, dopo la stimolazione con la pallina. Ancora, inspiri e sali e poi scendi, vai su e rullo su tutto il piede, vado a coinvolgere anche le dita dei piedi, il tallone. Ok, cambio e questo lato per me è un lato molto stabile. E vediamo quest'altro. Benissimo, vedi, dopo il massaggio del piede io vado un po' meglio da questo lato. Così, inspiri quando sali, fuori l'aria e scendi. Inspiri, ancora, rulla su e ridiscendi. Buono. Adesso andiamo a fare una serie di deambulazioni sul piede come una maratona, la maratona del piede. Per cui iniziamo a camminare sul bordo laterale del piede. Questo avanti, poi ti giri, vai, cammina sul bordo laterale del piede, ancora, questo, ancora una volta, ok. Adesso andiamo internamente, questo, gli esercizi che andrai ad eseguire, li devi sentire sempre fluidi, piacevoli. Se fanno male, non farli o fai solo gli appoggi che ti danno più piacere, questo che ti fanno star bene. Ok, adesso andiamo a camminare sul tacco, vai, questo, e poi cambia, ancora assieme un paio di volte. Ultima volta, sentirai proprio
il tibiale che lavora. Adesso andiamo sull'avampiede, il tacco su, ok? Le tue dita sempre belle piatte, che si spalmano, distese. Questo. Ancora, cammina su. Ancora, sentirai un po' anche l'attivazione del polpaccio. Ok, bene. Adesso andiamo a picchiettare le gambe, i polpacci. Questo, vai, sale, questo. Ok. Bene, riprendi la pallina e di nuovo andiamo a premere così un po' in tutte le direzioni, avanti, di lato, dietro. Cambio, questo, tallone. Ok, adesso usiamo sempre la stessa pallina e la posizioniamo, vedete, all'interno del piede e andiamo di nuovo a stimolare l'equilibrio e di nuovo tutte le pressioni plantari. Ora, da questa posizione mi tengo in equilibrio e con l'altra gamba vado avanti, lato e dietro, avanti, lato e dietro, mantenendo il piede stabile, di nuovo lato, avanti, un po' in tutte le direzioni per creare disequilibrio, così da impegnare il piede di appoggio. Ok, adesso la pallina la schiacciamo ai lati in questo modo, così. Ok, tengo l'equilibrio e ancora una volta mi diverto con l'altra gamba, andare avanti, indietro e mantengo sempre la stessa pressione sul piede di appoggio. Rilasso le dita del piede di appoggio, le distendo, ancora, ok, cambio, posizioni la pallina di nuovo verso l'archetto plantare, spalmo bene tutto il piede, cerco l'equilibrio e ancora, questo, avanti, lato, ancora, vai, ci divertiamo con la gamba libera per ottenere il disequilibrio. Questo è l'obiettivo, e far lavorare in questo modo il piede di appoggio. Ok, ancora, cambio, posizioni il piede adesso così, la pallina esterna, ci siamo, ok, vai, e di nuovo, vai, la gamba libera, un po' avanti, indietro, lavoriamo nel frattempo con l'anca, questo, vai, ancora, continua, questo, là, hop, hop. Ok, buono, dopo aver fatto questo esercizio facciamo quest'altro, il passo del pinguino, talloni stretti, vai sul metatarso, stringi il tallone, ti devi sentire proprio una spinta che dal tallone va su verso l'alto. Inspiri e fuori là, vai, in ed es, ancora, andiamo a cercare l'appoggio sul metatarso, le dita sempre lunghe, non arricciate, e adesso rimani su ed con i talloni stretti proprio ti sposti come un pinguino. Questo un po' avanti, un po' indietro, cercando di tenere i talloni stretti sul posto, hop, hop, così. Ok, difficile. Ok, e rilascia. E adesso andiamo a fare dei piccoli molleggi senza impegnare i polpacci, leggeri, sulla tibiotarsica. Questo. Se puoi, anche dei piccoli balzi. Non impegnare i polpacci, leggere le gambe con dei piccoli balzi. Bene, ti fermi, vai. Se abbiamo attivato troppo il polpaccio e le gambe, andiamo di nuovo a picchiettare in questo modo. Dal basso verso l'alto,
Quindi andiamo in questa posizione, pancia in su, e da qua andiamo a fare un ponte. Il ponte ci aiuta a trovare il nostro allineamento, a detendere la schiena, e siamo sempre sugli appoggi plantari. Quando sali, sollevi il bacino, solleva il tacco, ridiscendi col tacco e scendi giù con la schiena. Di nuovo sali, mantenendo gli allineamenti, solleva la punta del piede. Di nuovo appiccichi il piede e torni giù. Ancora sali, solleva il tacco, per cui ti ritrovi con il peso sul metatarso, giù il tacco e scendi. Di nuovo sulla punta del piede, sali, ok, giù il piede e di nuovo scendi. Adesso lo facciamo in modo più dinamico, per cui salgo e scendo, salgo sul tacco, scendi sulla punta, sul tacco e scendi. Ok, ti introduco la respirazione, butti fuori l'aria, inspira, fuori l'aria, inspira, fai dei respiri profondi, ancora così da lavorare sul diaframma, ancora, inspiro e su, ancora una volta, inspiro e su. Ok, sollevi la gamba destra e fai dei picchiettamenti così, picchio, 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 picchio. Ok, questo da su verso la coscia. Ok, cambio sull'altra. Vai, dall'alto e poi scendi. Ancora. Dall'alto e scendi, ancora, e riscendi. Bene, ora non ti resta che provare tutti questi passaggi e ti aspetto per il secondo video con altri esercizi molto interessanti. Ciao e alla prossima volta!